Riavvolgiamo il nastro e rivediamo le sequenze della giornata, l'ennesima, pesante e complicata, vissuta dal sindaco di Riace. In mattinata a Reggio per il riesame, l'uscita dal tribunale assediata dai giornalisti. Lucano ha risposto a tutti con piglio deciso e fermo nell'affermare che il modello Riace non può e non verrà scalfito dalle inchieste giudiziarie. Riace anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso. Il primo cittadino ha ricordato che la vicenda dell'attenzione verso il luogo simbolo dell'accoglienza ha origini che toccano la vecchia esperienza di governo del centrosinistra. Parla dell'interlocuzione con il prefetto di Reggio e del flusso di migranti che lo Stato ha destinato a Riace, mentre discute, argomenta e spiega davanti a microfoni, telecamere e taccuini. Arriva la decisione del tribunale. Revoca dei domiciliari, ma divieto di dimora nella città che nel frattempo è diventata la più popolare della Calabria. Cala il silenzio, ma sale la tensione. A Reggio in 600 manifestano per lui e per gli uomini e le donne che ha accolto nella sua Riace. In serata Lucano lancia una stoccata pesante, definendo la decisione assunta un atto politico. Si dice amareggiato e urla al mondo intero: non sono un criminale. Fine della storia? No, ci saranno, crediamo, ancora tanti altri capitoli da scrivere, mentre il sindaco De Magistris offre ospitalità nella città partenopea al sindaco lucano. CGIL, CISL e UIL, nel dichiararsi al fianco della magistratura, auspicano che il sindaco di Riace possa dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati, ma nel contempo si dicono preoccupati per la possibilità che possa essere smontato un modello che umanamente e socialmente è stato indiscutibilmente virtuoso.